stati una sessantina gli interventi dei Vigili del Fuoco nella Marca Trevigiana, una delle province maggiormente colpite dalla nuova ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione. Temporali con pioggia e forte vento e qualche grandinata, in particolare nell'area del Montello, interessata dalla caduta di diversi alberi nel territorio di Volpago, dove alcune strade sono state parzialmente allagate. A Mansuè pompieri al lavoro per alcuni grossi rami finiti in strada. A Oderzo un albero è caduto su una linea di bassa tensione nella frazione di Frattavecchia, rimasta senza luce. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato per rimuovere la pianta, mentre i tecnici dell'Enel sono immediatamente intervenuti per ripristinare la situazione. Una cinquantina le chiamate di intervento nella zona per blackout che ha interessato anche Piavone e le aree limitrofe. A monitorare la situazione gli uomini della protezione civile insieme all'assessore alla sicurezza Alessio Basso. Attenzionati soprattutto i sottopassi che fortunatamente non hanno destato preoccupazione. Interventi invece per alcuni rami caduti in mezzo alla strada. Diversi blackout sono stati registrati anche nelle zone del Monte Bellunese e a Treviso, nel quartiere di Santa Maria del Rovere, dove la mancanza di corrente ha mandato in tilt i semafori. Nella Castellana forte pioggia, ma fortunatamente senza i danni causati dalle precipitazioni dello scorso giugno. La zona Castelfranco ha fatto circa 40 mm nell'arco di un'ora ed avevano cominciato ad invasare la cassa di laminazione di Castello di Godego. Fortunatamente le precipitazioni si sono spostate e la concentrazione non è stata a Castelfranco Veneto, quindi non abbiamo avuto alcun tipo di criticità. Abbiamo fatto del monitoraggio già dalle prime ore del pomeriggio, sia per quel che concerne i livelli della venale sia appunto la cassa di laminazione. Eravamo sul posto assieme ai volontari di protezione civile, ma fortunatamente, ripeto, non c'è stata quella precipitazione del 25 di giugno.